Una giornata, un intenso dibattito che vede il coinvolgimento di tante scolaresche ma di tanti partner. Oggi si parla di spreco alimentare, abbiamo letto dalle statistiche che addirittura l'1% del PIL viene destinato allo spreco alimentare. Ecco, voi del Rotary, sensibili a questa iniziativa, avete deciso di parlarne. Il Rotary Club di Agrigento, proseguendo nella volontà di aprirsi all'esterno, coinvolgendo in molte delle sue iniziative la società civile, oggi in partnership con l'Ufficio Educazione e Promozione della Salute ASP 1 di Agrigento e la Caritas Diocesana Agrigento, celebra la giornata nazionale dello spreco alimentare, coinvolgendo con questa manifestazione tutte le scuole. È finalizzata a sensibilizzare gli alunni al valore del cibo per non sprecare, alla solidarietà e al rispetto dell'ambiente. Gettare via il cibo in questo periodo in cui ancora milioni di persone soffrono la fame è intollerabile dal punto di vista etico ed è soprattutto intollerabile anche dal punto di vista ambientale, perché vengono sprecate con un consumo di risorse naturali inutili e quindi dannose. Anche la Caritas di Agrigento ha deciso di partecipare a questa iniziativa, un'iniziativa sicuramente importante, specialmente per i ragazzi. Ecco, quale messaggio lanciare? Il messaggio che lanciamo ai ragazzi è che il futuro dipende da loro. Abbiamo lanciato il 5 di dicembre del 2018 la campagna Io non spreco, producendo dei magneti in cui abbiamo provato a riassumere un decalogo che è venuto fuori proprio da incontri fatti con i ragazzi delle scuole che abbiamo incontrato l'anno scorso. Insieme abbiamo provato a capire come salvare il nostro pianeta, o meglio quale contributo ciascuno di noi è chiamato a dare. È vero che certe decisioni devono essere prese dall'alto, ma è anche vero che il cambiamento parte dal basso. Per questo abbiamo voluto anche aderire a questa iniziativa di oggi promossa dalla Rotary, perché per noi è importante che le scuole parlino ai ragazzi di spreco in generale. Oggi si parla di spreco alimentare in particolar modo, ma per noi il tema dello spreco è generale, c'è dentro tanto, non solamente gli alimenti, ma si parla anche delle energie, delle risorse. Viviamo anche in un territorio particolarmente povero di acqua, questo lo sappiamo. Probabilmente ecco, la novità delle nostre azioni consiste nel riprendere delle sane abitudini dei nostri nonni, che erano bravi nel risparmiare le risorse energetiche perché erano in grado di comprenderne il valore. Giornata mondiale sullo spreco alimentare, oggi se ne discute con un ampio parterre qualificato qui nel vostro istituto. Sì, io devo ringraziare il Presidente del Rotary che ci ha dato l'opportunità stamattina di vivere una giornata all'insegna del risparmio alimentare, del risparmio dal punto di vista sia come spreco di cibo, sia anche risparmio a poter sopperire alle esigenze di un mondo, di quella parte di mondo che non ne riesce ad avere il cibo. Si parlerà anche di obesità, di cattiva alimentazione, ma si porrà l'accento anche allo sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030 al punto 4 dice una scuola equa, inclusiva e di qualità, e questa qualità noi la possiamo offrire. La nostra scuola, un istituto alberghiero dove ci sono cucine all'avanguardia e dove si lavora per la convivenza civica e civile, ai ragazzi offriamo quelle competenze tali da poter diciamo anche nella cucina cercare di eliminare lo spreco. È chiaro che le giovani generazioni si formano fin dai primi anni di scuola, quindi all'interno dell'auditorio ci sono scuole elementari, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e anche la nostra scuola. Sono le scuole della provincia che hanno partecipato al progetto, che penso che avrà anche un seguito nel futuro, perché l'Agenda 2030 ancora è tutta da diciamo svolgersi.